Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus per la pagina di Venezia. La fine di un'epoca, scrive la Nuova Venezia, d'altronde anche come tutti gli altri giornali del gruppo. È la notizia del giorno, è molto cavaliere, protagonista dell'Italia per oltre 30 anni tra politica, economia, TV e calcio. Berlusconi 1936-2023. I commenti della parte politica proprio in prima pagina, ma questo fanno i giornali del gruppo, ma alla fine si parlerà solo ed esclusivamente di questo oggi. Qualche altra notizia di cronaca la vediamo, che riguarda proprio la provincia di Venezia. Sotto la morte di Anna nel rogo a Bruxelles venerdì, il rientro dopo l'autopsia, e Battaglia, ex mala del Brenta, indagato per l'omicidio di Anica Panfile. Vediamo anche perché Battaglia nel Trevigiano questa cosa, perché poi sapete i giornali riportano anche notizie nelle prime pagine, notizie un po' delle varie, nonostante questa sia la Nuova Venezia, notizie anche di altre varie prime pagine. Silvio d'Italia, fine di un'epoca, scrive il Gazzettino, poi dà uno spazio anche a Nuti, risate e malinconia nel cinema. Nuti è stato sfortunato proprio fino alla morte, perché nel giorno in cui è morto Nuti è morto uno molto importante come Berlusconi, quindi anche qui lui si è trovato ad avere un po' la scena rubata. È stato molto sfortunato Nuti. Nella morte di Berlusconi, 86 anni, la TV e il calcio, poi la discesa in campo per quel nuovo miracolo. Domani il lutto nazionale, funerale di Stato nel Duomo. A Milano ci sarà Mattarella, quel passante, quel Mose e Galan, quel forte legame con il nord-est. Lo vedete con Cazzuola e Secchio in mano che stanno alla posa della prima pietra. La foto con Zaia, un vero liberale, una persona generosa. Oggi manca a tutti qualcosa, ed ecco il perché. La notizia interessante è quella di Mussolini, via la cittadinanza, ma il sindaco di Jesolo dice no. Andremo a parlarne anche noi di questo. Il giallo di Anica, indagato l'ex datore di lavoro, e vedremo che cosa succederà e dove si andrà a finire. Molte foto sul Corriere del Veneto che riguardano Berlusconi, con la parte politica, le varie inaugurazioni. Poi lo vediamo qua a Venezia con Mugnaro, con Brunetta, con Tosi, il passante, il Mose, l'epopea di Silvio tra le opere e le imprese. Zaia sapeva guardare al nostro futuro, amato ma non incarnava il grande sogno liberale. Delitto di Anica, il primo indagato, il re del pesce. Battaglia, sequestrate casa, auto. Lui dice sono sereno. Se è sereno lui vuol dire che è tranquillo. Il turismo è un boom, ma ci sono i battelli meno pieni. Anche queste sono notizie che possono meritare un approfondimento da parte di Notizie Plus e TG Plus Focus. Andiamo a vedere invece sulla pagina veneziana di Notizie Plus. Vedete che anche noi qui parliamo di Berlusconi. In questo caso c'è la Venturini che ieri ha mandato una nota: Silvio ha cambiato l'Italia, ora tocca a noi. Abbiamo sentito vari esponenti, comunque noi ne abbiamo parlato anche con altri. Scontro tra due auto, una persona incastrata tra le lamiere, 3 minorenni bloccati nel Brenta. Altre notizie di cronaca che trovate nella pagina di TG Plus Venezia. Potete andare di Notizie Plus. TG Plus è un'altra cosa, sono notizie dove trovate le interviste ai politici, mentre la pagina di Venezia di Notizie Plus trovate proprio le notizie che vengono aggiornate via via durante il giorno. È tutto anche per oggi.